I lavori si sono invece spostati sulla canna a salire, c'è stato un po' di panico verso le 10:30, 11, perché il traffico a salire è diventato cospicuo, tanto da generare una leggera coda a salire, poi però tutto si è risolto. Il problema, insomma, in questo primo weekend di luglio si è spostato dalla canna a scendere a quella a salire verso la montagna dalla sera alla mattina. Lavori in corso al Monte Baldo che si sono tradotti in 2 mattinate di coda sabato e domenica, un copione al contrario, deleterio soprattutto per la montagna bellunese. Io ho segnalazioni di gente che per fare 10 km ci ha messo 2 ore e mezza. E questo ovviamente è un problema che va risolto, non possiamo fare eseguire questi lavori sempre d'estate in questo periodo. Il periodo estivo è il periodo dove soprattutto quest'anno, dopo il lockdown lunghissimo, che ci permetteva e ci può permettere di riprendere, diciamo così, il filo di un settore che per noi è strategico per la provincia di Belluno. Ma anche alla luce dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra sindaco di Vittorio Veneto, prefetto di Treviso e società autostrade, i problemi dovrebbero rientrare entro il mese di luglio. È presumibile che gli accertamenti strutturali che stanno eseguendo dovrebbero ridursi a 2 dei 3 weekend a seguire. Nel frattempo, proprio in prefettura, si terrà nei prossimi giorni un altro tavolo, quello con le forze dell'ordine, per andare a incrementare i controlli sulla rete viaria provinciale, dalla Feltrina alla Treviso Mare. Treviso non ha il mare, Treviso non ha la montagna, ma è una zona di passaggio per andare al mare, alla montagna e anche al lago, ha una viabilità che sappiamo ha delle criticità strutturali e quindi con l'intensificazione del traffico bisogna ribadire quelli che sono la necessità di intensificare i controlli e mi permetto anche in questa occasione però un richiamo a quella che è il senso di responsabilità di tutti. Maggiori controlli sulle strade per le vacanze che nell'era Covid si fanno brevi, frequenti e a chilometro zero, con il sovraccarico soprattutto nei fine settimana della rete interna, ma l'appello resta appunto quello alla responsabilità di tutti. Di tutte le età mi verrebbe da dire, visto anche i fatti recenti tristissimi di questi giorni, sul rispetto di quelle che sono le regole del codice della strada, ma soprattutto tutte le regole prudenziali che dobbiamo avere quando siamo sulla strada come pedoni, come ciclisti, come motociclisti, come automobilisti.